Rasia Almar, Violetta Pisana, Tiffany F, Sharm el Sheikh, Rambo e Sky Girl in prima fila, Ugo, Ute del Ronco e Titanio Baldini in seconda. Ripeto i favori per Sharm el Sheikh numero 4 e Patrick Romano. L'alternativa principale Titanio Baldini in seconda fila. Poi giocati anche Tiffany F e Sky Girl. Corsa che potrebbe avere nella fase iniziale, nella partenza dunque, il momento più determinante. Vediamo, macchina che scurva, partiti in questo momento con Sharm el Sheikh che conquista in breve la corda, all'esterno è veloce Rambo con Tiffany F che serra subito sotto, Sky Girl di fuori, rimasto all'esterno Rambo, prova ad andare su Sharm el Sheikh dopo 150 metri, ribatte però Sharm el Sheikh che ovviamente corre in testa e spende 14,9 per i primi 200, ma insiste ancora Rambo. Dopo 300 metri di gara i due sono appaiati con Rambo che attacca, ma Sharm el Sheikh replica e così se ne vanno i 400 iniziali in un 30 spaccato con Rambo che ora sembra essersi adeguato in pariglia con Sharm el Sheikh, Tiffany F in seconda pariglia davanti a Rasia Almar, al largo è Sky Girl 600 intanto in 45,8 con un 15,8 di terzo parziale. Intanto ha preso posizione anche Titanio Baldini e ora c'è Sky Girl che supera Rambo, o almeno cerca di farlo. Ha spostato in terza ruota Sky Girl, è seguita da Titanio Baldini, mentre cala e scompare Rambo. Il chilometro completato da Sharm el Sheikh in 1:17,4. A contatto rimane Tiffany F, al largo Titanio Baldini, mentre all'esterno cerca di prodursi anche Ute del Ronco. Scatta in terza ruota Titanio Baldini, viene via con decisione a 400 dal palo. Impegna severamente Sharm el Sheikh, in grado di mettere mezzo cavallo davanti. Degli altri avanza solo Ute del Ronco. Siamo intanto a metà dell'ultima curva con Titanio Baldini che è passato in vantaggio. Anche Sky Girl cala. E in terza posizione c'è Tiffany F, completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo con Titanio Baldini che è passato nettamente nel finale, viene a vincere come vuole Titanio Baldini, secondo posto per Sharm el Sheikh, al terzo Tiffany F, 1:16,2, il ragguaglio conclusivo, la vittoria per Carlo Ballotta con Titanio Baldini, la quota da controfavorito di 3,01 al totalizzatore, vince davvero di quanto vuole nel finale dopo lo scatto ai 500 conclusivi, che gli hanno permesso di liberarsi del favorito Sharm el Sheikh ai 250 finali e poi di andarsene verso il traguardo. Vittoria nettissima per Carlo Ballotta. Il training è quello di Alfredo Gamboz che permette a Titanio Baldini di vincere la quota di 3,01, secondo posto per Sharm el Sheikh, al terzo Tiffany F.